È iniziato dal porto di Goro, alla presenza di Sua Eccellenza il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, l'evento organizzato dalla Regione Emilia-Romagna per fare il punto sulla crisi del settore messo in ginocchio dalla proliferazione del granchio blu e per proporre un'alternativa culinaria all'utilizzo del granchio stesso. Presenti per l'istituzione il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore regionale alla pesca Alessio Mammi, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni comunali di Goro e Comacchio. Proprio in queste due comunità, che vivono della produzione della vongola verace, preda ambita del granchio che ha distrutto quasi completamente la semina e il novellame, viene prodotto il 55% del pescato nazionale. Nel porto di Goro il direttore del consorzio Copego, Massimo Gennari, ha descritto la situazione e le difficoltà nel breve periodo che tutti i pescatori dovranno affrontare a causa della prolificazione del crostaceo. Speriamo che sia una giornata positiva e che dia un risalto a quello che oggi non è per noi un'opportunità, a quello che oggi per noi è un problema che metterà in ginocchio tra qualche mese 4-5 mila famiglie tra Emilia Romagna e Veneto. Qui siamo sulla banchina, sul punto di sbarco dove tutti i giorni vengono effettuate le operazioni di raccolta e di sbarco dei mitili e da quest'anno purtroppo anche dei granchi. Come potete vedere alle vostre spalle i quantitativi di vongole conferite sono pochissime e comunque invece i quantitativi di granchi che stiamo continuando a raccogliere sono ancora importanti. L'evento è nato da un'idea dello chef stellato Igles Corelli, di origine ferraresi, che per l'occasione è riuscito a coinvolgere 7 tra i migliori chef che hanno inventato per l'occasione piatti stellati per valorizzare l'impiego del granchio blu. Chiediamo allo chef come è riuscito a coinvolgere 7 chef stellati e soprattutto ad essere riuscito a non creare attriti. Beh, intanto ci conosciamo da 40 anni di conseguenza, è 40 anni che li sopporto, che in qualche modo riusciremo a fare. Secondo lei il granchio blu potrà diventare una risorsa? Non solo il granchio blu, c'è l'abbinamento con i prodotti top dell'Emilia Romagna, sì, può essere un prodotto futuro di punta, visto che negli anni 70 sono state impiantate le vongole oceaniche, perché no con il granchio blu. In questo momento è solo un danno, sperando che in futuro diventi anche qualcosa di interessante. Sabato partiamo per il Giappone, andiamo a Tokyo, ad Osaka, sede dell'Expo 2025, Expo mondiale, e a Ibaraki. Abbiamo una missione che è legata alla settimana della cucina emiliano-romagnona nel mondo, che ogni anno dedichiamo a un paese del mondo diverso. Igles era con noi per converso al Summer Fancy Food a New York lo scorso giugno, che è la più importante fiera dell'agroalimentare del Nord America. Pensate, venivano citati gli Stati Uniti, che abbiamo il dovere di stare nel mondo con le nostre imprese e consorzi, in particolare di WGP, perché per ogni dollaro che importiamo di cibo dagli Stati Uniti come Emilia Romagna ne esportiamo 5, e questo significa opportunità di lavoro, di fare impresa. Sta dentro a quell'export che, sappiate, vede l'Emilia Romagna lo scorso anno esportare all'estero più di 80 miliardi di prodotti e manufatti, che è una media da 19.100 euro a testa, a fronte di una media nazionale che è di poco più di 10.000 euro, ma ogni emiliano romagnolo lo scorso anno, compresi voi, ha esportato tra i 2 e i 3.000 euro più di un veneto e di un lombardo. E i primi 6 mesi di quest'anno, nonostante l'alluvione, vedono addirittura una crescita che, se replicata nel secondo semestre, porterebbe a circa 20.000 euro la quota pro capite. Per questo andiamo in Giappone, non per fare turismo amministrativo. La gran parte dei 90 in missione saranno imprenditori, rappresentanti di consorzi, docenti universitari, centri di ricerca, perché a fianco della missione sulla cucina dell'Emilia Romagna ci sarà quella sull'high tech, l'intelligenza artificiale, diventando noi la principale data valley europea e tra le prime al mondo. Ringrazio Igles per aver ancora una volta messo a disposizione la sua sapienza, la sua competenza, e insieme a lui gli chef che oggi sono voluti venire qui. Ogni volta che andiamo in missione abbiamo sempre qualche chef stellato e comunque qualcuno di quell'associazione Chefs to Chef che Igles ha contribuito a fondare ed è stato anche il presidente,
e che rende lustro all'Emilia Romagna quando noi andiamo nel mondo. C'è un tema qui che voglio per concludere affrontare. Alessio Mammi ha già detto quello che la Regione sta facendo, che può fare una parte, non il tutto. Io penso che davvero abbiamo il dovere, anche la iniziativa di oggi, quello che gusteremo tra poco, ha un valore rispetto a come, questa è l'Emilia Romagna, anche di fronte alle tragedie si è capaci di trovare qualcosa che possa fare ripartire e anche ideare con originalità una opportunità, in questo caso l'utilizzo, il consumo del granchio blu. Vorrei però che a Roma, vale per l'alluvione e vale per il granchio blu, ieri l'altro dicevo che le abbiamo viste tutte da quando sono presidente, il terremoto, la pandemia che ha colpito noi insieme a Veneto e Lombardia dopo Wuhan, prima di tutti nel mondo, questa alluvione che vale un terremoto, perché 9 miliardi di euro di danni non sono un'alluvione, sono un terremoto. E ho detto mancano solo i marziani, e qualcuno prima venendo qui mi ha detto per noi i marziani sono il granchio blu, perché questa è una vera e propria, come è stata definita dai sindaci, da Alessio, da chi rappresenta le cooperative, le tante imprese, una vera e propria calamità. Lo è perché noi abbiamo bisogno che venga, io ho scritto una lettera a luglio al governo, venga riconosciuto lo stato di emergenza o stato di crisi di settore, perché in quel modo si potrebbero attuare provvedimenti che non sono solo il contributo, i ristori e risorse che peraltro servono. Oggi in conferenza delle regioni dovrebbero essere confermati 10 milioni di euro in tutto il paese per la lotta al granchio blu, perché riguarda anche altri e ci mancherebbe che noi non fossimo solidali con tutti quelli che vengono colpiti, ma perché c'è bisogno ad esempio di adempimenti fiscali, o meglio bisogna che si arrivi presto alla proroga e alla sospensione dei mutui e di tutti gli adempimenti fiscali che rischiano nel breve di mettere in ginocchio il lavoro delle imprese, delle cooperative e di chi tutti i giorni lavora per dare qualcosa da mangiare a se stesso e alla propria famiglia. La differenza però che ha l'Emilia Romagna e soprattutto questo piccolo territorio, ma così importante, è che da nessun'altra parte tiene in vita la pesca della vongola e la raccolta un'intera economia. Ne ho parlato anche con Luca Zaia proprio pochi giorni fa, 2 giorni fa. Abbiamo deciso, visto che dovremo affrontare altre questioni che ci riguardano, dal Parco del Delta alle ciclovie, ad alcune infrastrutture, al turismo, alle spiagge che abbiamo già insieme al Friuli Venezia Giulia promosso insieme per essere più forti, deciso e detto che dobbiamo anche sul granchio blu assumere un'azione e un'iniziativa insieme. Vedete, il punto è che qui mette a repentaglio non solo un ecosistema, ma una vera e propria economia. E io non so cosa serva per decretare, mi auguro che il governo lo faccia presto perché siamo già in ritardo, uno stato di emergenza o di crisi di settore, quando raccontiamo che qui si raccoglie il 50% dell'intera produzione delle vongole nazionali, che fa parte di quel 40% del complessivo raccolto europeo. Abbiamo parlato di export, è un piccolo in valori assoluti, ma molto importante su base relativa, perché è la metà italiana di quell'export di cui andiamo fieri e che ci ha salvati, in parte come paese, in parte come regione, anche in quelle tragedie, dalla recessione al terremoto per questa regione, poi alla pandemia per tutti e adesso all'alluvione, rispetto a un export che vale gran parte del PIL dell'Emilia Romagna e che ha saputo reggere, visto che negli ultimi 8 anni siamo la regione che è cresciuta più d'Italia, a tenere duro, a garantire lavoro. Torneremo sotto il 5% di disoccupazione a fine anno. Allora abbiamo bisogno di questo per cercare insieme di dare una mano tutti a tutto questo rischio che anche il professore evocava, cioè di un problema, di un ecosistema che qui, a differenza da dove arriva, non vede nessuno che va a contrastare dal punto di vista naturale e naturalistico
perché non c'è un cosiddetto concorrente, la proliferazione del granchio blu. Io, professore, però i dati di quello che non c'è in Emilia Romagna faccio fatica a darli, e se non li dà il Ministero io non so come li possa dare una sola regione, perché noi al confine arriviamo a Goro, e dunque dico anche alle università di farsi carico, come faremo noi e come facciamo noi, di chiedere al Ministero competente di avere in fretta dati che chiedete e chiediamo da tempo, perché è vero quello che ha detto, serve una dimensione complessiva e noi siamo pronti a fare la nostra parte per mettere risorse in ricerca e investimenti in innovazione, perché è evidente che, no, ma non applaudite dopo se volete, perché quello che serve è anche capire come si può bloccare la proliferazione. Non sono un esperto, ma credo di capire cosa servirebbe, cioè che non si producano più 8 milioni di uova alla volta ogni volta che la femmina, tra virgolette, partorisce. Ecco, abbiamo bisogno che ci sia qualcuno, cioè la scienza, che ci dia una mano, e dia una mano soprattutto a quelli che rischiano di andare nella disperazione per contrastare questo. In ogni caso il fatto che lei sia qui è molto importante, perché questa deve essere un'alleanza tra ricerca, università, impresa, istituzioni, per vincere una sfida che noi vogliamo vincere, proprio perché vogliamo iniziare, aumentare a consumare granchio blu e farlo diventare una risorsa, ma che se non vede l'altro contrasto rischia di diventare una vera e propria tragedia. Dicevo prima e concludo, nessuno approfitti della proverbiale pazienza, voglia di lavorare, voglia di rimboccarsi le maniche e lamentarsi molto poco di fronte anche alle tragedie degli emiliani e dei romagnoli. Noi siamo abituati così, e siamo abituati fuori da appartenenze geografiche, l'ho detto prima, l'alleanza con Luca Zaia, e politiche, quindi il tema di chi è al governo, perché per noi ogni governo è anche il nostro governo, ma nessuno da Roma approfitti della pazienza che hanno i nostri territori, perché investire qui significa investire per il paese, perché investire sul terremoto 11 anni fa ha fatto sì che quei 12 miliardi di euro di danni, tutti arrivati dai governi precedenti, per pagare al 100% i rimborsi e i ristori di chi doveva costruire la casa, ricostruire l'azienda, o i comuni di qualsiasi segno politico governati che dovevano rifare le scuole, gli impianti sportivi, i municipi, i teatri, eccetera eccetera, sono stati ripagati al 100%, ma quei soldi tornano con gli interessi nelle casse dello Stato, perché laddove l'1,9% di PIL si produceva in quella sola striscia per l'intero paese, da qualche anno è salito al 2,4%, e non abbiamo dubbi che il 2,2% della Romagna colpita, e sto parlando solo della parte Romagna, non c'è l'altra parte dell'Emilia compreso qui, vedrete che crescerà nei prossimi anni, e quindi non sono nemmeno risorse che vengono date a fondo perduto, che peraltro sarebbero giustificabili lo stesso di fronte a una tragedia. Quindi noi ci mettiamo la nostra buona volontà, la disponibilità alla collaborazione, al dialogo, però di fronte a emergenze nazionali c'è bisogno che ognuno si prenda le proprie responsabilità e dia una mano, perché qui decenni fa c'era miseria, si emigrava, come si emigrava dal resto dell'Emilia Romagna, perché eravamo nel 1946 una delle 3 aree più povere d'Italia. Sono stati i sacrifici dei nostri nonni e dei nostri genitori che hanno garantito alla mia generazione e a quelle altre delle opportunità che loro manco si sognavano. Noi vogliamo continuare ai nostri figli, ai nostri nipoti, visto che siamo la regione per lavoratori e studenti più attrattiva d'Italia, quindi vuol dire che se qui vengono più che da ogni altra parte, presumono di venire in una terra forte, ricca, che dà opportunità. Noi vogliamo continuare a garantire questo, e Goro e Comacchio non possono perdere ciò che da poveri, con quella fatica, ma anche quella straordinaria capacità di creare una economia che attorno alla vongola ha garantito la crescita di questo territorio, non vogliamo tornare indietro, ma noi vorremmo continuare ad andare avanti. Grazie. Allora, l'iniziativa che avremo dopo, cioè il consumo del granchio blu, nasce, e lo voglio ringraziare per questo, da una bella idea di Igles Corelli, che conosce bene questo territorio, conosce bene questa provincia, e quindi voglio ringraziare lui e tutta la brigata, tutti gli altri chef, per essersi messi a disposizione, perché naturalmente noi questo granchio lo dobbiamo raccogliere e smaltirlo, e naturalmente il modo migliore, più intelligente per smaltirlo è consumarlo. Ecco, e credo che questo sia utile da diffondere.
Però bisogna essere chiari, e i sindaci l'hanno già detto: il granchio blu non è un'opportunità, è un flagello, e noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare la guardia, di disimpegnarci, di avere un po' di disattenzione. Noi non vogliamo assolutamente perdere il grande patrimonio che è stato costruito in decenni in questo territorio, che sono gli allevamenti di vongole, un'eccellenza non solo per Emilia Romagna ma anche nazionale e internazionale. Quindi nessuno scambio, ho sentito in passato qualcuno ipotizzare scambi produttivi, non esiste. La nostra priorità è salvare le vongole, un'eccellenza unica. L'ha già detto bene la sindaca, che patrimonio rappresenta la produzione di vongole qui nel Delta, economico, sociale, ambientale, e dobbiamo tutelarlo. Dobbiamo tutelarlo. Tra l'altro questo patrimonio l'abbiamo perché migliaia di persone, intere generazioni, lo hanno costruito nel tempo, perché la sacca non è quella che oggi vediamo dal punto di vista anche ambientale. Sono stati fatti tante iniziative, tanti interventi, tante spese da parte delle imprese, dei pescatori, per rendere quel habitat un habitat ricco dal punto di vista produttivo delle vongole. Quindi dobbiamo insieme a tutti i livelli continuare a collaborare per contrastare il granchio blu, raccoglierlo il più possibile, smaltirlo, consumarlo. Noi cosa abbiamo fatto finora? Io sono stato qui 3 volte da luglio e continuerò a venire continuamente anche nei prossimi mesi. Abbiamo stanziato delle risorse, abbiamo naturalmente autorizzato fin da subito la raccolta, la pesca del granchio blu anche a imbarcazioni come sami tecnici di quinta categoria. Stiamo lavorando un provvedimento per togliere il canone concessorio nelle acque interne e porteremo durante l'approvazione del bilancio questo provvedimento. Stiamo lavorando su progetti di ricerca che possano contrastare in modo efficace il granchio blu con interventi anche strutturali a protezione degli allevamenti. Lo dico qui, lo ribadisco, siamo disponibili a sostenere anche il lavoro delle università, come l'Università di Ferrara, e ringrazio il professore per essere qui presente, per tutte le attività che devono essere svolte per conoscere meglio il fenomeno, per poterlo quantificare, monitorare con elementi tecnici e scientifici adeguati, perché solo l'adeguata conoscenza del fenomeno ci può consentire di mettere in campo interventi di contrasto e di protezione degli allevamenti adeguati. Quindi anche su questo, su progetti di ricerca, su proposte che arriveranno dal mondo accademico, noi ci saremo per sostenerli e naturalmente per finanziarli, come abbiamo già predisposto le condizioni nel bilancio di previsione. Chiudo dicendo che queste sono le cose che stiamo facendo, però dobbiamo essere consapevoli a livello nazionale che siamo di fronte a una emergenza nazionale, perché colpisce un comparto di livello nazionale, il 55% di produzione di vongole, perché è diffuso in tante aree del paese e quindi abbiamo bisogno di una strategia nazionale chiara, rapida, concreta ed efficace, che parta dal riconoscimento di questa emergenza nazionale e dello stato di crisi del settore, che può consentire tutti i provvedimenti sulle banche, su sospensione dei mutui che anche la sindaca e i sindaci hanno richiamato. Quindi ci vuole consapevolezza che da questa emergenza dobbiamo e possiamo uscirne insieme, ma se non partiamo dal riconoscere lo stato di crisi e da interventi straordinari che deroghino anche alle procedure ordinarie, non avremo gli strumenti adeguati per contrastare il fenomeno in modo efficace. Il problema del granchio è certamente un problema gravissimo. Noi a Comacchia abbiamo più abitanti di Goro, però abbiamo 35 imprese e 400 addetti, vuol dire che 400 famiglie, quindi è un problema sociale molto importante che ovviamente deve essere risolto, non certamente con dei ristori così volanti, ma ci vuole un provvedimento, come diceva il sindaco di Goro, un provvedimento governativo che riconosca lo stato di emergenza o di crisi del settore, perché altrimenti non se ne viene fuori, insomma, ecco.
Comacchio in particolare ha una particolarità che le concessioni sono su canali induttori e le valli, e quindi lì è anche impossibile pensare di ricominciare la produzione in questa situazione, neanche bombariere, reti eccetera, perché non si possono né chiudere i canali, poi l'acqua è talmente profonda che le barriere non resisterebbero. Quindi io mi fermo qui, ringrazio assolutamente la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente Bonaccini, che ringrazio, l'assessore Alessio Mammi, tutto il loro staff, perché sono sempre stati vicini alle nostre comunità, e quindi li ringrazio perché tutto quello che hanno fatto è molto importante. Gli chiediamo di insistere perché venga dichiarato stato di emergenza o stato di crisi del settore. Grazie. Cioè, quando la sindaca ci chiede dateci un piano di gestione sulla base di numeri, questi numeri al momento non ci sono, siamo in ritardo, fra un po' il granchio si va ad affossare per il freddo e noi non sappiamo esattamente ancora quanto ce n'è a partire da Grado ed arrivare a Rimini. Allora, se non sappiamo quanto ce n'è, non possiamo fare un'applicazione di un modello di pesca che lo controlli, e non sappiamo neanche quanto si stia espandendo la popolazione in questo momento qua. Potrei andare avanti a fiume a darvi elementi, però questo è il mio grido disperato in qualche maniera, che significa come universitari, per essere seri, dobbiamo poter lavorare e produrre dei numeri su cui alla fine mettere a punto un modello di controllo, e non è detto che sia facile, perché la specie ha trovato qua un ambiente ideale, e il fatto che sia ideale sta nel fatto che non ha predatori. L'unico predatore serio possiamo essere noi, siamo noi nell'Adriatico. Da dove viene ne ha finché vuole di predatori, infatti là non è invasivo, ma qua non ha predatori sulle taglie medio-grandi, dobbiamo farlo noi. Questa per noi è una fase storica, per il nostro territorio, per la mia comunità un momento storico. Non sappiamo quando finisce, prima o poi finirà. Una cosa sappiamo di sicuro, che ci lascerà delle ferite profonde, delle ferite non solo economiche ma anche sociali. Stiamo parlando di un comparto, Goro e Comacchio, come è stato detto prima, 1700 pescatori, 1700 partite IVE, con tutti i loro nuclei familiari dietro. Goro, di questi 1300 sono di Goro. Evidenzio che il comune di Goro è un comune piccolo, 3450 abitanti. Quindi se pensiamo che 1300 di questi abitanti sono pescatori e a questi sommiamo gli addetti che sono occupati nell'indotto della filiera terra, capiamo che tutta la mia gente, che tutta la mia comunità lavora e vive di questo.